Vaccinazioni nella Marca, boom di richieste, scorte insufficienti e molti si sono visti rinviare la seduta data da destinarsi, critica la situazione nella Castellana. Il giallo di Cornuda, emerge la doppia vita di Sofia, la donna scomparsa ormai da un mese, oltre a Pascale aveva una relazione anche con altri 2 uomini. Dimissioni volontarie ma a insaputa del lavoratore, aumentano i casi di un vero e proprio paradosso dovuto a un vuoto normativo e che si trasforma in un incubo. Impressionante incidente a Vedelago, scooter schiacciato fra 2 automobili, il 38enne in sella ferito ma vivo per miracolo. Il blitz dei centri sociali al Consiglio Comunale, maggioranza divisa con la sinistra che vota contro, il DASPO urbano passa in Consiglio ma lascia dietro di sé polemiche e roventi. Capodanno 2018, Treviso ancora una volta la prova del grande evento, messi in conto 40.000 euro in più per le misure di sicurezza, musica nelle piazze, fuochi dalla torre civica a mezzanotte. 21 dicembre, solstizio d'inverno e nella chiesa di San Nicolò a Treviso si rinnova lo spettacolo della luce con i raggi del sole che vanno a illuminare i tondi con i santi della navata centrale. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre parlando di sanità e parlando di vaccinazioni nella Marca con boom di richieste ma scorte insufficienti e molti si sono visti rinviare la seduta a data da destinarsi e in particolare critica la situazione nell'area castellana. Caos vaccini, continuano nella Marca le difficoltà per le famiglie con i figli alle prese con le vaccinazioni obbligatorie. Se quella per il tetano è introvabile e le scorte sono esaurite da tempo, problemi si stanno verificando anche con altre vaccinazioni. A provocare la crisi del sistema, da un lato il boom di richieste superiore alle previsioni conseguente all'introduzione degli obblighi vaccinali, dall'altro la difficoltà delle aziende produttrici a soddisfare le richieste in crescente aumento. Noi abbiamo avuto una risposta sempre maggiore rispetto a quella che prevedevamo e abbiamo fatto già l'ordinazione di nuovi vaccini. E se a Treviso e Conegliano le ulteriori dosi di vaccini sono arrivate e si sta provvedendo in queste ore a richiamare le famiglie con sedute aggiuntive, particolarmente critica rimane la situazione nel territorio dell'ex ULS 8 da Castelfranco a Montebelluna. Qui sono esaurite da settimane le scorte per i vaccini contro l'epatite A e B e contro il meningococco B. Così nelle scorse settimane le famiglie che avevano prenotato l'appuntamento per la seduta vaccinale dei figli hanno ricevuto la telefonata dell'azienda sanitaria che rinviava la vaccinazione a data da destinarsi, data che al momento non è ancora stata fissata, anche se, rassicura il direttore generale dell'ULS 2 della Marca, entro il mese di gennaio verranno tutti ricontattati per effettuare i vaccini o i richiami previsti dal calendario. Le programmazioni che abbiamo fatto a distanza saranno richiamati, le faremo entro comunque il mese di gennaio. Ed ora dalla sanità al lavoro con una allerta che ha lanciato la CGIL proprio dai nostri studi, dagli studi di Ore 13, e cioè quello di una stortura che fa creare un paradosso dovuto a un nuovo vuoto normativo, dimissioni volontarie del lavoratore ma a insaputa dello stesso lavoratore, i casi che aumentano. Il paradosso è che siamo nella situazione in cui le dimissioni che avvengono attraverso una procedura telematica in qualche modo registrata possono avvenire all'insaputa del lavoratore. Ormai non è più un caso isolato come quello che aveva spinto il sindacato a chiedere al Parlamento di intervenire nei primi mesi del 2017. Ora gli episodi registrati solo nella Marca e solo dalla CGIL sono oltre una decina. Dimissioni a propria insaputa, una specie di incubo, nato da una stortura del sistema. Peggio la pezza del buco, un decreto del Jobs Act attivato nel 2016 che impone che le dimissioni volontarie di un lavoratore siano esclusivamente telematiche, attraverso una piattaforma digitale, per evitare i casi di dimissioni in bianco. Il problema è che a poter seguire l'operazione non sono più soltanto sindacati e patronati, ma anche i consulenti del lavoro, che in alcune situazioni si sono dimostrati decisamente compiacenti con i datori di lavoro che volevano sbarazzarsi dei dipendenti. Sono successi anche presso i nostri uffici dei casi, anche ultimamente. Se il datore di lavoro è intenzionato a licenziare un lavoratore senza comunicargli il licenziamento, ma facendo sì che si dimetta, basta che lo chieda al proprio consulente del lavoro, il quale può far dimettere il proprio lavoratore senza che questo magari ne venga neanche a conoscenza. E non è finita. Se il lavoratore ne viene a conoscenza, ha 7 giorni per revocare le dimissioni. Il problema è che se il datore di lavoro è
è deciso, basta che non lo comunichi, fa venire per 7 giorni comunque a lavorare il proprio dipendente, trascorso quel termine farà la comunicazione al centro per l'impiego dicendo che il lavoratore si è dimesso e dopodiché verbalmente dirà al lavoratore statene a casa. Non è una cosa da sottovalutare, dobbiamo fare in modo che le persone siano tutelate e ci rivolgiamo soprattutto ai lavoratori che ogni passaggio delicato rispetto al loro rapporto di lavoro vadano a verificarlo attraverso il sindacato. Situazioni che per il sindacato sono illegali, andrebbero sanzionate, ma di fatto risultano spesso inattaccabili perché nessuno può dimostrare che il lavoratore non si sia dimesso volontariamente, invece di essere stato intrappolato da consulente e imprenditore. Penso che la stragrande maggioranza operi secondo quanto previsto dalla legge, però purtroppo i furbi ci sono dappertutto e bisogna però intervenire e controllare. In alcuni casi abbiamo comunque comunicato l'illegittimità delle dimissioni al datore di lavoro e il più delle volte si è trovato un accordo, anche perché normalmente sono situazioni al limite, però altri casi non si sono risolti effettivamente perché la norma crea un vuoto che non permette la tutela assoluta del lavoratore. A proposito del lavoro, si è svolta oggi davanti al giudice del lavoro di Treviso Massimo Galli la prima udienza della causa attivata dalla FIOM CGIL di Treviso nei confronti di Electrolux Italia per la presunta attività antisindacale attuata dall'azienda nei confronti dell'ex delegato RSU Agustin Breda, licenziato lo scorso giugno. Breda in particolare, lo ricorderete, era stato espulso dall'organico perché accusato da Electrolux di aver abusato di permessi retribuiti finalizzati all'assistenza di una familiare inferma. In quella circostanza l'azienda aveva incaricato un'agenzia di investigazione privata di produrre materiale tale da poter sostenere le contestazioni verso il lavoratore. Il giudice, riferisce oggi il sindacato, si è riservato di studiare gli atti processuali e le istanze istruttorie formulate dalle parti. Deciderà ora se eventualmente fissare un'udienza per approfondire ulteriormente il tema di indagine in via istruttoria rispetto a quanto già svolto in fase sommaria, oppure andare direttamente a discutere la causa di merito e arrivare così alla sentenza di questo intricato caso che ormai va avanti da parecchio tempo. Chiudiamo la pagina del lavoro, la cronaca adesso, e andiamo a Cornuda perché il giallo di Sofia si arricchisce di nuovi particolari inquietanti. Un facoltoso settantenne residente in Emilia-Romagna che frequentava da 9 anni, poi a settembre l'innamoramento per un medico trevigiano e la decisione di lasciare Pascal. 2 uomini nella vita di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa da Cornuda lo scorso 15 novembre. A rivelarlo uno di loro, il geologo settantenne, in un'intervista concessa alla trasmissione Chi l'ha visto, che indaga sull'inquietante sparizione della donna e sul successivo suicidio del compagno, il 50enne Pascal Daniele Albanese. Il professionista ha raccontato di essere stato il primo a denunciare la scomparsa di Sofia, che a Bologna quindi non si recava per il lavoro di interprete, ma per trascorrere del tempo col settantenne che avrebbe anche pagato la casa di Cornuda in cui la coppia viveva e a cui aveva raccontato che Pascal era solo un cugino, poi l'amore per un medico e l'annuncio al compagno: me ne vado. Un'amica della 43enne ha riferito della violenta reazione di Pascal. La sera della scomparsa doveva incontrarsi proprio col medico, a lui l'ultimo SMS, con termini però che la donna non era abituata a usare, secondo le amiche. Il sospetto è che l'abbia inviato qualcun altro. Poi, sulla sorte di Sofia, il buio. Ed ora con la cronaca le impressionanti immagini dell'incidente in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Cavasagra di Vedelago un 38enne di Quinto di Treviso che in sella allo scooter è rimasto letteralmente incastrato tra 2 auto che si sono scontrate poco lontano dalla chiesa. L'incidente alle 8:40 di questa mattina con SUEM 118 e vigili del fuoco subito accorsi sul posto. Lo scontro e le stesse immagini che stiamo vedendo farebbero pensare ovviamente al peggio. Fortunatamente il 38enne se l'è cavata miracolosamente soltanto con traumi di media gravità ed è stato trasportato all'ospedale di Treviso. E in tema di sicurezza stradale, corse notturne, forse addirittura corse clandestine, di sicuro pericolose, scorrerie per le strade di Fontane di Villorba, difficili però da sanzionare. L'allarme che arriva in questi giorni da quel paese. Corse con auto potenti e rumorosissime per le strade di Fontane e Chiesavecchia, o rotatorie imboccate contromano. Accade a Villorba e sono i residenti della popolosa zona residenziale a farlo sapere e a subire la situazione. Il sindaco Marco Serena però allarga le braccia: si può fare ben poco se non si è lì presenti al momento del fatto, e pizzicare i responsabili sul posto non è cosa semplice. Le corse a bordo di auto sportive avvengono di notte, i potenti motori arrivano a velocità elevate e i rallentatori, che dovrebbero frenare gli spericolati,
diventano invece dei veri e propri trampolini su cui decollare per ricadere poi qualche metro più in là, con tutti i pericoli che comporta per loro e per gli altri utenti della strada. Sappiamo perfettamente chi sono, fa sapere il sindaco, ma si guardano bene dal farlo quando scorgono la polizia locale o arrivano denunce circostanziate, oppure sarà difficile sanzionarli. Il problema è stato sollevato anche nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, ma non è di facile soluzione. Neanche l'uso di telecamere sarebbe sufficiente per immortalare e soprattutto punire le scorrerie. In città adesso per parlare del Consiglio Comunale con alta tensione ieri per l'eruzione dei centri sociali sulla questione del Daspo, una questione che spacca la maggioranza e vede l'opposizione all'attacco. A incendiare appunto il Consiglio Comunale di Treviso ieri sera l'approvazione del Daspo urbano che consente al sindaco di allontanare dalla città per 48 ore delinquenti e accattoni. Cioè loro stanno attuando dei provvedimenti che fanno parte di una filosofia di destra, ok? Perché? Perché le elezioni si stanno avvicinando, l'acqua sta arrivando alla gola, la cittadinanza è scontenta e quindi loro adesso vogliono fare il pugno di ferro quando per 4 anni non hanno fatto niente. Toni ancora alti su Daspo urbano e sicurezza il giorno dopo la movimentata seduta di Consiglio Comunale che ha fatto passare il provvedimento malgrado la spaccatura in maggioranza con il voto contrario di SEL e la ferma opposizione delle minoranze. Credo sia stato un provvedimento per certi aspetti non compreso perché lo si è voluto far passare come un provvedimento contro l'accattonaggio. Noi vogliamo contrastare il racket, quindi non va a colpire le fasce deboli della popolazione, ripeto, ma va a colpire chi delinque. Una presa di posizione a fini meramente elettorali per Grigoletto, quella della sinistra, rincarata dal blitz degli attivisti del centro sociale Django. Fuori luogo, inopportuno e inutile, soprattutto noi non possiamo condividere e accettare il fatto che si dicano cose che non sono vere. Per Acampora la maggioranza non fa che raccogliere ciò che ha seminato, quanto al provvedimento in sé lo boccia senza appello. Mi sembra pura propaganda, anche perché è inattuabile secondo me a livello di risorse umane, non ci sono i vigili per poter fare questa cosa in sostanza. A proposito di sicurezza, ha presentato oggi il programma del Capodanno trevigiano all'insegna ovviamente della festa, ma anche di misure particolari. Barriere agli accessi delle piazze, controlli tra la gente, vie di fuga, Capodanno 2018 che replica gli eventi dell'anno scorso con un conto però più salato, 40.000 euro in più sul fronte sicurezza per rispettare le direttive del decreto Gabrielli. Verranno presi tutti i provvedimenti che la legge e il protocollo Gabrielli impone. L'organizzazione ha già previsto tutte le forme di controllo, tutte le forme di sicurezza che sono da mettere in atto, ma niente di più di quello che si faceva gli anni scorsi, magari con uno sguardo di attenzione maggiore. Misure concordate con questura e prefettura, città ancora una volta alla prova dell'evento di massa. Da Cassugana l'invito a vivere con tranquillità e allegria l'ultimo dell'anno, in cui il centro si riempirà di musica. A Piazza San Vito gli anni 60, alla Loggia il ballo liscio e in Piazza dei Signori, in Piazzetta Aldo Moro, ci sarà DJ per i giovani. E dalla torre della prefettura il tradizionale spettacolo pirotecnico. I fuochi saranno accompagnati anche dalla musica e mi permetto anche di fare un invito, cioè venite in piazza a vedere lo spettacolo pirotecnico che dura il solito 20 minuti, quello che serve, e non sparate fuochi, botti in giro per le strade. Allora torniamo a parlare di banche, ma questa volta, una volta tanto di questi tempi in termini positivi. Perché? Perché un recente studio di Milano Finanza mette al primo posto nel Veneto i crediti cooperativi e uno in particolare. È una grande responsabilità, però sono convinto insieme anche alle altre banche di credito cooperativo che il modello cooperativistico resiste ed è l'unico attualmente che riesce a sostenere in modo capillare. È la banca di credito cooperativo che è la vera banca del territorio.
Se le recenti crisi e indagini giudiziarie hanno rivoluzionato il sistema bancario veneto, di fatto cancellandone i colossi, è forse lecito chiedersi cosa abbiano di fronte adesso i risparmiatori. Una prima risposta arriva da un'indagine di Milano Finanza, secondo la quale ai primi posti oggi in Veneto per solidità e stabilità finanziaria ci sono i crediti cooperativi, fra di essi Banca della Marca, ai vertici della classifica. Al di là dei risultati brillanti di Banca della Marca che ci rendono estremamente soddisfatti, testimonia anche lo stato di salute complessiva del credito cooperativo, che vede diverse BCC ai vertici di questa classifica. È una classifica che fotografa appunto la solidità delle banche, solidità patrimoniale ma anche qualità degli attivi. È un dato che dà l'evidenza come le banche di credito cooperativo sanno essere diverse e differenti rispetto alle altre banche che sono radicate nel territorio, banche che fanno crescere il territorio e banche che investono sul territorio. È chiaro che essere presenti in questa classifica ai vertici non è solamente un dato meramente economico-patrimoniale, ma esprime quello che le banche di credito cooperativo riescono ad essere, la vicinanza e il sostegno in questo momento delicato. Adesso la pubblicità, poi al rientro parleremo degli auguri del Vescovo e poi vedremo lo spettacolo delle luci alla chiesa di San Nicolò con il solstizio d'inverno. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, allora subito alla chiesa di San Nicolò per vedere lo spettacolo della luce. 12:08, solstizio d'inverno, chiesa di San Nicolò, lo spettacolo della luce si rinnova. I raggi del sole solo in questo momento dell'anno entrano dalle finestre che sovrastano la navata centrale e vanno a colpire come lame di luce i 6 medaglioni dei santi. E così, per poco meno di un quarto d'ora, le raffigurazioni sacre emergono dalla penombra del tempio e risplendono meravigliosamente come tanti piccoli soli. Ed in tanti quest'anno hanno affollato il tempio per ammirare lo spettacolo particolarmente suggestivo grazie alla splendida giornata. Quest'anno siamo stati fortunatissimi proprio perché c'è il sole. Io tutti gli altri anni vengo al 21 dicembre, ma c'è sempre un po' di nebbia, un po' di pioggia. Quest'anno è stato veramente splendido. Abitiamo a Treviso e che fino all'anno scorso non lo sapevo che c'era questa cosa, sinceramente. Adesso finalmente sono riuscita a vederlo. Bello. Era diversi anni che non riuscivo a venire perché una volta nuvolo, una volta così, ed è veramente interessante. Un fenomeno, quello del sole che bacia i santi, forse dipinti da Tommaso da Modena, che non è certo casuale, ma frutto di una precisa progettazione della Chiesa. Tutto è realizzato in modo che nel solstizio d'inverno e solo in questo preciso momento dell'anno i raggi del sole, entrando dalle finestrelle, vadano a colpire i tondi con i santi. E tutti, ancora oggi, restano a bocca aperta, quasi si trattasse di un miracolo. Se noi oggi nel 2017 siamo qui, in molte persone, dobbiamo immaginare nel 1300 cosa succedeva. C'è questo fenomeno però strutturato già nel 1300, qualcuno dice un miracolo, no, non è un miracolo, è una cosa già preventivata dagli architetti del tempo. Oggi il tradizionale invio degli auguri per tutti i trevigiani fedeli da parte del Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin. Allora vi proponiamo un piccolo estratto del lungo intervento del Vescovo, soprattutto dedicato a chi soffre di più. Metterci accanto soprattutto alle persone che fanno fatica per 1000 ragioni che noi conosciamo, fanno fatica a riconoscere il dono che è Dio, ma fanno fatica anche a riconoscere i doni della vita che spesso subiscono i contraccolpi di situazioni difficili, le conosciamo, i lutti, la povertà, le ingiustizie. Avendo riconosciuto e accolto il dono di Dio, di mettersi accanto agli altri, a coloro per i quali questo dono rimane piuttosto annebbiato o rimane nell'ombra per le situazioni che vivono, mettersi accanto a queste persone per cercare di essere per loro dono, anche con piccoli segni, piccoli gesti, piccoli doni, e così ci aiuteremo a ravvivare una speranza che ci deve accomunare,
e che deve darci la forza di camminare insieme verso il bene pieno. Questo è l'appello del Vescovo, il lungo discorso integrale del Vescovo lo potete seguire proprio su Antena 3 il giorno 25, il giorno di Natale, proprio durante l'informazione da Treviso. Adesso vi ricordo che c'è, come sempre, quali sono le modalità per segnalarci il vostro presepe. Se la regia manda il cartello, eccolo qui, Natale 2017, il tuo presepe con redazione @antena3.it. Se volete scrivere una mail 0422 03 023 08 98 se volete lasciare un messaggio in segreteria, oppure se voi stessi volete fare un video con il vostro telefonino della natività 351 175 5340 per inviare la vostra natività. Noi siamo andati a Silea e stasera vi proponiamo ciò che si trova al centro civico di Silea, cioè una mostra di presepi con le creazioni di scuole, centri anziani, CEOD e molto altro. Holy night, the stars are brightly shining, it is the night. Sono già da anni che volevamo organizzarla qua presso il comune di Silea o sugli edifici del comune. Quest'anno, solo di insistere varie volte, ci siamo riusciti a realizzare questa grande mostra. Raduna le case anziani qui di Silea, le scuole del territorio, le associazioni di disabili e vari artisti a livello nazionale e internazionale. È visitabile fino al 7 gennaio, tutti i giorni la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito. Of hope, the weary world rejoices for yonder's break, a new and glorious morn. Puntata da non perdere, questa sera 20:10 fra pochissimo, perché ospite di Ferdinando Varino degli studi di 20:10 è il sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Tanti temi sul piatto, ovviamente dalle elezioni nel caso Casugano 2018, il tema della sicurezza, il tema delle alleanze, gli avversari politici, i quartieri, insomma tante cose da chiedere al primo cittadino di Treviso. Allora fra pochissimo con 20:10. E vi lascio adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una bella giornata all'insegna del tempo ancora stabile e per lo più soleggiato sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio del 22 dicembre. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse al mattino sulle pianure centro-meridionali, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Sul resto della regione ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, sarà un'altra bella giornata all'insegna del tempo stabile e anche ampiamente soleggiato su tutta la regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, come ci mostra la nostra grafica. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. La presenza dell'alta pressione garantisce anche sulla nostra regione una giornata all'insegna di un tempo stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, ma con locali addensamenti e deboli nevicate sui settori alpini di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, minime tra -5 e -1 grado. Il mare sarà calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.